Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi ho avuto delle richieste per parlarvi delle larve astrali, ma prima di fare questo il vostro Marietto Veneziano vi vuole chiedere di iscrivervi al canale di YouTube di Illegale, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook, e lo ricordo, i migliori iscritti al pianeta Face ce li ha Illegale Marietto Veneziano, di venire anche nel nostro gruppo di Telegram, Magici Arcieri Bertoldini, in cui il lunedì sera il legale Marietto Veneziano Codeati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Se avete problemi a entrare nel gruppo, chiedete pure a Milas che sarà felice di aiutarvi a entrare. Il link li trovate qui sotto in descrizione per i gruppi di Facebook e anche di Telegram. Bene cari amici, parliamo un po' di queste larve astrali che il vostro Marietto sbandiera a destra e a sinistra nei suoi discorsi. Però parliamo anche dei vampiri vibrazionali e di altre entità che circondano il mondo astrale. Allora, prima di tutto il vostro Marietto ha proprio sentito parlare di queste larve astrali più o meno 20 anni fa. 20 anni fa ero dentro un gruppo che si chiama che si chiama XMX, è arrivata una persona molto dentro questa materia, parlava di queste larve astrali e diceva che lui a distanza riusciva a toglierle. Molto probabilmente da piccolino le avrò incontrate molte volte, ma mi sono dimenticato. E morale della favola, avevo un problema alla gola e questo tipo sbandierava che riusciva a toglierle a distanza. E infatti è stato così, questo tipo qui abitava a Roma e me le ha tolte o ha tentato di togliere nella mia gola, e ho sentito proprio che quando lui da Roma ha lavorato ho sentito qualcosa che si muoveva nella mia gola come se mi toccasse a distanza. E così il vostro Marietto ha cominciato a studiare a destra manca cos'erano queste larve astrali. Nel 2003 poi mi hanno fatto vedere, è venuta una veggente molto potente a livello italiano e mi ha fatto vedere il mio direttore di lavoro che a livello vibrazionale era molto basso, aveva una larva astrale immensa davanti a tutto il corpo, e io mi sono spaventato perché questa persona mi ha dato la possibilità di vederle. E effettivamente anch'io alcune volte sono stato attaccato, sebbene ero ben, come si dice, protetto a livello radionico, anche perché lavora non sull'eterico ma sull'astrale, è la larva astrale, e quindi è chiaro che bisogna sempre purificarsi, sempre stare attenti, soprattutto fare bagni con la salvia, il rosmarino, il sale e quant'altro. Ma dove si prendono queste larve astrali? Molto probabilmente uno dei posti più pericolosi per le persone, oltre chiaramente agli uffici e posti di lavoro fissi, il posto più pericoloso delle larve astrali sono i supermercati, proprio perché lì si può capitare di, come si suol dire, prendere un carrello e, a parte i geni che possono essere messi da maghi, ma le larve astrali stanno lì in attesa. Oppure si possono prendere tranquillamente incontrando un conoscente. Io adesso parlo di supermercato, ma potrebbe essere al bar, no? In posti in cui c'è una concentrazione di persone. Le larve astrali praticamente possono avere qualsiasi tipo di forma di animale, no? E si appiccicano a persona e la succhiano, gli succhiano le proprie energie vitali. Per poter togliere si fanno generalmente dei bagni purificatori e, come si suol dire, si fanno bagni purificatori con la salvia, il rosmarino, il sale, no? E qualche altra essenza, per fare in modo che queste larve possano proprio sciogliersi e scapparvi. Per darvi un'idea, un giorno io stavo facendo un idromassaggio e ho visto proprio una larva astrale a forma di pitone entrare nell'idro, l'ho proprio visto e mi ha proprio parassitato. Questo perché chiaramente loro cercano qualsiasi tipo di bersaglio.
Per allontanarle basta fare un bel bagno purificatorio oppure fare un lavaggio a livello radionico importante, tipo questo, il trattamento che ho parlato in un'altra pillola, in cui si fa proprio un lavaggio eterico con il pendolino come si dice, in dettaglio. Questo lavaggio dura più o meno un'ora, da un'ora a 3 ore, e si chiama praticamente un trattamento purificatorio radionico, no? Ma in quel tempo in cui io ce l'avevo, questo trattamento radionico non l'avevo ancora studiato e messo in atto. Le larve astrali possono, lo ripeto, possono avere qualsiasi tipo di forma animale, no? E possono essere anche gigantesche. Quando voi vi abbassate a livello vibrazionale, ad esempio, faccio un esempio molto pratico, se voi siete a 8000 bovis come vostro standard di vibrazioni e scendete improvvisamente sotto i 6500 bovis, questo è anche un segno che oltre ai parassiti astrali o i vampiri energetici umani, voi molto probabilmente siete parassitati a queste larve astrali che vi stanno succhiando l'astrale. E a quel punto lì bisogna o intervenire in modo autodidattico con un bel bagno fatto con queste essenze, queste erbe e questi incensi, no? Oppure voi potete fargli fare un trattamento radionico a distanza appunto dal vostro marietto o dalla Hildegard, per poter commutare queste larve astrali in energia benefica, perché queste larve astrali si possono anche commutare. Queste qui, oltre ad essere tolte, possono essere commutate e trasformate in elementi propositivi, no? Comunque l'importante è che ad esempio vi fate sempre il cerchio di fuoco, l'ovetto colorato, a un certo punto le sciogli. Però molte persone non sanno questa cosa e quindi oltre a non farsi il bagno non fanno neanche il cerchio di fuoco e non fanno neanche l'ovetto colorato e non fanno neanche la meditazione della stella di Davide. Quelle sono cose importantissime per incominciare a tenerle alla distanza. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegard Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!